Basta un attimo e noi possiamo provocare o essere coinvolti in un incidente gravissimo e non tornare a casa. Questo è un rischio che non si può affrontare. Dopo anni in costante diminuzione, tornano a crescere gli incidenti stradali mortali in Veneto. Nel 2016 sulle nostre strade hanno perso la vita 344 persone, 29 in più rispetto all'anno precedente. E i dati ancora incompleti sul 2017 evidenziano un ulteriore peggioramento, così come quelli della prima parte di quest'anno. A determinare il brusco cambio di tendenza, spiegano dalla Polstrada, l'uso sempre più frequente di smartphone alla guida. Bisogna pensare che utilizzare dei mezzi tipo lo smartphone, digitare un messaggio, vuol dire non guardare la strada per pochi secondi, ma per pochi secondi quella nostra autovettura o il mezzo pesante su cui siamo percorre decine e decine di metri. Sono invece diminuiti del 10% negli ultimi 5 anni, comunicano dall'INAIL, gli incidenti di persone che si recavano o tornavano dal posto di lavoro. Ma preoccupa il fatto che 2 episodi su 3 vedano vittime delle donne. Le donne hanno più impegno e più impegni sommano le attività della famiglia, del seguire gli anziani eccetera, e quindi usano probabilmente anche di più il veicolo in questa maniera, quindi abbiamo una percentuale quasi doppia di denunce di infortunio in itinere da parte delle donne. Per cercare di invertire la tendenza, in mattinata INAIL e Polizia Stradale hanno firmato un accordo sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza su strada attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro.